Si è tenuta venerdì 3 marzo la conferenza stampa di presentazione del nuovo polo ITS Veneto Bassano. Vediamo. È nato nel Bassanese un nuovo polo ITS per l'alta formazione tecnologica post-diploma. Si amplia dunque l'offerta formativa dell'ITS Academy Veneto. È un percorso ormai consolidato in Veneto, garantisce percentuali di inserimento nel mercato del lavoro di aziende molto qualificate che va oltre il 95% in tutti i percorsi. E quindi mancava Bassano, era l'ultimo grande territorio industriale a vocazione manifatturiera che era manchevole di una struttura ITS, quindi alta formazione tecnica superiore. Una formazione teorica ma soprattutto pratica e funzionale alle richieste del mercato del lavoro. Tanto è un'alta formazione terziaria parallela all'università, vuol dire che studenti non solo del Bassanese, perché gli ITS attraggono, avrà un dialogo particolarmente fecondo con le migliori aziende. Qui stanno sempre dentro la programmazione dei percorsi, le aziende più illuminate vorrei dire. Significa anche che il 50% delle ore viene fatte in azienda, il 50% dei docenti almeno proviene dal mondo dell'impresa e da quei settori che poi concorrono alla formazione di un percorso. Sono percorsi che ogni 2 anni si rinnovano ed ecco perché sono così interessanti per il mondo imprenditoriale. Un'offerta che si rinnova e che vede ora anche il territorio di Bassano come protagonista. Qui a Bassano abbiamo riunito i corsi che già c'erano dagli anni scorsi, se ne faranno dei nuovi. I primi partiranno a settembre-ottobre del 2023 con un'offerta di 5 corsi in 5 aree tecnologiche diverse e in prospettiva poi si penserà anche ad una sede fisica. A Bassano partiranno 5 corsi, dei quali 3 sono già in essere dagli anni scorsi, che sono legati al settore moda, in particolare allo sportswear, sono legati all'agroalimentare. Poi c'è un corso, diciamo, storico su Asiago, che comunque fa parte del territorio bassanese, che è legato al turismo di montagna, e 2 nuovi corsi dell'ITS Academy Meccatronico Veneto, uno nell'ambito della produzione delle materie plastiche e l'altro di meccatronica e robotica. Anche questi molto richiesti dal tessuto imprenditoriale del territorio. Tessuto imprenditoriale che, come quanto succede per gli studenti, vede grandi opportunità arrivare dall'ITS. Sicuramente è una grande opportunità per i ragazzi, ma anche per l'impresa, per favorire l'incontro delle competenze che vengono fuori dall'ITS e quelle che servono alle aziende per poter crescere e svilupparsi. L'ingresso di Bassano è importante perché le aree produttive attorno a Bassano e tutta la fascia pedemontana sono trainanti nell'economia del territorio vicentina e del Veneto. Dunque quello che ci aspettiamo è che il mondo dell'ITS formi le figure che servono alle nostre imprese per continuare questa crescita che è un valore economico ma anche sociale del territorio. E sono tante e varie le richieste del mercato del lavoro all'interno delle imprese. Tutte le figure tecniche che escono dall'ITS, dagli operatori macchina, piuttosto che programmatori, piuttosto che progettisti o addetti alla produzione, cioè le figure tecniche che stanno mancando alle imprese sono proprio sui vari livelli e credo che l'ITS vada a completare, diciamo, quella formazione che serve. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.